Nel 2014 inizia una nuova epoca nella storia del Cagliari, è quella di Tommaso Giulini. Riscatta Lazzari, palla in sua direzione, Lazzari interno in area, il passaggio, gol! Dopo 22 anni il Cagliari cambia patron, passa da Massimo Cellino a Tommaso Giulini. Tommaso Giulini è il figlio del conte Giulini, colui che in Sardegna era arrivato per fondare la Fluorsid, e Tommaso è colui che gestisce la Fluorsid in questo periodo. Il passaggio tra Cellino e Giulini probabilmente avviene con una mediazione fatta da Mariano De Logu. Mariano De Logu, avvocato della Fluorsid e quindi conoscitore della Fluorsid e di chi la governa, e contemporaneamente anche facendo parte del consiglio di amministrazione di Massimo Cellino, del Cagliari di Massimo Cellino, e con lui grande amico, un frequentatore dello stadio, insieme al presidente uscente. Il nuovo presidente ha idee chiare su come dirigere il Cagliari, e sono idee che creano un solco rispetto al passato. È un Cagliari scientifico che lui pensa di poter trasformare in una vera e propria azienda, modello Fluorsid, dove c'è a ogni posto una persona giusta, formata nel modo dovuto, e dove i dipendenti lavorano per trarre dei profitti. Arriva con un'idea molto chiara in questo senso e lo si capisce dai collaboratori. Sono quasi tutti bocconiani, uomini di fiducia, e insieme a loro un grande personaggio già conosciuto come dirigente dell'Inter, Stefano Filucchi. Sono personaggi questi che finiscono per essere un'organizzazione messa a disposizione del Cagliari per fare in modo che il Cagliari immediatamente diventi una società per azioni e soprattutto produca calcio, risultati, ma anche profitti. Questo dei profitti è certamente uno degli obiettivi del nuovo presidente, perché solamente a vedere ciò che fa con le prime scelte si capisce che vuole valorizzare i giovani per poi creare il cosiddetto plusvalore, che possa permettere anche alla società poi di essere riutilizzato per far crescere anche la società di appartenenza, magari con un grande piccolo obiettivo, che è quello dello stadio, di cui parla fin dall'inizio. La scelta di Zeman è già di per sé una scelta rivoluzionaria rispetto al passato. Quando Cellino pensava a Zeman e talvolta ha minacciato di chiamare Zeman, lo faceva come una potenziale punizione per i suoi calciatori. Cioè, quando viveva nei momenti in cui c'erano dei capricci, delle polemiche, quando si accorgeva che qualcuno stava facendo le bizze, diceva: glielo faccio vedere io, chiamo Zeman, consegno le chiavi di Seminello e lascio fare tutto a lui, vedendo in Zeman colui che li avrebbe fatti lavorare in modo particolare, tanto da smetterla di atteggiarsi a delle dive, a dei campioncini, con atteggiamenti che insomma lui non tollerava talvolta in quelli che erano i suoi dipendenti. Zeman invece è una scelta oculata da parte di Giulini, perché vede in Zeman colui che può valorizzare a fondo i giovani e creare il plusvalore. Tant'è vero che nelle scelte poi anche di mercato arrivano tanti giovanissimi che potenzialmente dovrebbero essere dei calciatori che prendi a un bassissimo prezzo, li fai crescere e poi li rivendi a un altro prezzo. Era una delle credenziali che voleva mettere subito in mostra nel momento in cui lui diventava il presidente del Cagliari. Abbiamo detto prima di una visione scientifica della società rossoblù, e lo si vede anche nell'organizzazione comunque dell'immagine del Cagliari, che è certamente gestita diversamente e meglio rispetto al passato. Tanta cura nel gestire l'immagine, come abbiamo detto, tante persone titolate inizialmente nell'organigramma della società, ma anche una scienza che purtroppo nel calcio non puoi applicare come applichi in altre aziende. Se nella Fluorsid tu sai benissimo che cosa devi produrre e sai bene anche come produrlo, conosci la materia prima, conosci le fasi di lavorazione e sai che attraverso queste fasi di lavorazione arrivi a un prodotto di una determinata qualità, nel calcio, avendo a che fare con uomini, la cosa non è la stessa, perché purtroppo hai a che fare con tante piccole ditte individuali che hanno i loro capricci e le loro esigenze.
L'argomento uomini, cioè quelli che devono stare all'interno della società, è un argomento che Giulini riesce comunque a gestire con una sfumatura, facendo in modo che non ci siano delle scelte drastiche fin dall'inizio. Mantiene quasi tutto l'organigramma, nel settore giovanile rimane Matteoli, addirittura come team manager viene richiamato chi era stato rimosso al Cellino, Marcello Sanfelice, c'è sempre Marrocco come direttore sportivo, insomma quelli che sono i punti cardine anche dell'organizzazione tecnica della squadra finiscono per essere ancora in mano ai sardi. L'amministrazione poi la cura del tutto nel gruppo sardo creato precedentemente in società, quasi un patrimonio passato insieme alle infrastrutture da un presidente all'altro, un patrimonio che poi lo stesso Giulini ritiene negli anni che sia un patrimonio che è assolutamente fedele a quelli che sono gli obiettivi della società, continua a lavorare forse anche con maggiore impegno per fare bene e per riuscire a ottenere quello che già faceva in precedenza. Tant'è vero che anche dopo 4-5 anni sono gli stessi, addirittura con mansioni che sono cresciute, a gestire la parte amministrativa del Cagliari Calcio. Per quanto riguarda invece gli aspetti tecnici, ci sono delle modifiche che vengono applicate pian piano. Diciamo che il primo anno dovrebbe essere un anno di transizione, però finisce per essere già troppo drastico, forse senza che gli intenti fossero questi. Pensando a Zeman come a qualcuno che avrebbe saputo gestire tutta la parte tecnica, si doveva preoccupare solamente di far passare questo primo anno per poi riuscire piano piano a sfilare la società a determinate persone e permetterne delle altre, certamente per lui più sicure, ma anche che fossero in grado di recepire i suoi messaggi per farli propri e gestire quasi da amministratori delegati comunque sia la linea che arrivava dall'altro, cosa che magari con giocatori e con direttori, con allenatori che avevano già un ruolo particolare dentro il Cagliari poteva risultare una cosa difficile. Lo vedremo più avanti quando ad esempio smantella il settore giovanile di Gianfranco Matteoli e lo affida a persone di sua fiducia che cambiano un po' la linea della società, cercando di mantenere però anche quelle caratteristiche che la rendevano popolare e la rendono popolare agli occhi del tifoso, agli occhi della gente. Uomini, parliamo degli uomini poi all'interno della squadra ed è lì che si creano i primi problemi, perché quando arriva Zeman molti di quelli che erano i campioni che avevano concluso la stagione precedente vanno in sistema d'allarme, cominciano un po' a impaurirsi. Il primo in assoluto addirittura stava giocando il mondiale quando capita che dichiara immediatamente che a Cagliari non sarebbe rimasto, è Maurizio Piniglia. Piniglia stava giocando addirittura le fasi finali del mondiale, ma in un dopo partita ebbe il tempo di pensare a Cagliari e dire io a Cagliari non ci rimango con Zdenek Zeman, eppure Piniglia era uno di quelli che a Cagliari sarebbe rimasto. Perché? Perché i metodi di allenamento, i metodi di gestione del nuovo tecnico, del tecnico boemo, rimasto comunque anche come personaggio ai gradoni, alla fatica, al dover per forza allenarsi all'esasperazione, impauriscono moltissimi calciatori e finiscono per essere uno spauracchio che semina anche un po' di disagio all'interno anche di coloro che sono rimasti nel Cagliari. I primi contrasti, le prime cose che finiscono per stridere, riguardano la gestione proprio della squadra all'interno dello spogliatoio e che coinvolgono direttamente Daniele Conti, la bandiera della squadra, il capitano. Perché? Perché già durante l'estate abitualmente chi gestiva i rapporti tra la società e i calciatori era il capitano, che agli occhi anche dei compagni era qualcuno che era rappresentativo, era capace comunque di essere rispettato. Con un paio di richieste fatte durante l'estate che vengono evase negativamente da Zeman, c'è la mancanza di credibilità, o meglio comunque sia c'è il rifiuto di stare ad ascoltare il capitano nel momento in cui rappresenta, chiamiamolo sindacalmente, quelli che sono gli interessi della squadra. Si parla di dettagli, di un allenamento da far iniziare mezz'ora dopo invece che mezz'ora prima. Perché? Perché magari c'erano dei calciatori che avevano dei figli e che desideravano accompagnare i figli a scuola, ecco, cosa non permessa. O anche nel momento in cui rimanevano a casa perché facevano differenziato, un altro tipo di accordo che potesse venire incontro a quelle che erano le esigenze anche
personali calciatori. Bocciate queste situazioni, chiaramente il primo a entrare in crisi da questo punto di vista è proprio il capitano, che agli occhi dei compagni non si sente più così sicuro di poter riuscire a ottenere quelle che sindacalmente sono delle richieste che poi legittimamente non andavano a rivoluzionare assolutamente quello che sarebbe stato il risultato di un allenamento o il risultato della squadra. Quindi primi rifiuti che creano primi contrasti, e questo certo non è una cosa piacevole. Inizia il campionato, la squadra è stata modificata sostanzialmente, molti dei contratti che erano nel cassetto lasciato aperto da Cellino sono contratti che vengono del tutto ignorati. C'era ad esempio quello di Vessino, si parlava della possibilità di avere quello di Silvestri, il portiere, tutti giocatori che poi non vengono mantenuti. L'ossatura della squadra si fonda su quelli che erano i giocatori che erano rimasti, in larga parte sardi d'acquisizione come Conti, che è chiaramente sardo indipendentemente dal fatto che sia nato a Nettuno, e i sardi che fanno parte della squadra, Pisano, Cossu, in questo caso Murru, lo stesso Sau, tutti i giocatori sardi che sono il prodotto di una filosofia tecnica e gestionale che faceva capo al presidente Cellino, ma che veniva portata avanti anche da Gianfranco Matteoli attraverso l'istituto giovanile, quello di arrivare ad avere una squadra, per lo più una squadra rappresentata da sardi. Bene, questa politica non viene messa in discussione in modo plateale, anzi si dice l'esatto contrario, si dice che il Cagliari vorrebbe diventare un Cagliari modello Bilbao, come lo è l'Atletico Bilbao per la loro regione, per la loro nazione, per la loro identità, e questo è quello che viene venduto soprattutto in giro. Di fatto nella squadra si noterà che pian piano l'utilizzo dei giocatori del passato, l'utilizzo dei giocatori sardi è un utilizzo sempre inferiore, e si partirà proprio con un utilizzo inferiore di Pisano, Murru, quelli che teoricamente erano gli elementi meno forti agli occhi dei tifosi, anzi erano forse quelli più deboli agli occhi dei tifosi. Il campionato inizia con Cossu, ad esempio, che ha un ruolo dominante nella squadra. Cossu può rappresentare veramente il giocatore in più, e nelle prime partite è anche quello che fa i gol, soprattutto i gol in casa, dove però non si vince. Le grandi imprese di Zeman sono tutte in trasferta. La prima grande impresa merita di essere sottolineata, perché si va a giocare con l'Inter, la squadra dove Giulini era stato azionista per una bassissima percentuale e dove Filucchi era stato dirigente. Bene, il piccolo Cagliari si prese il lusso di battere la grande Inter. Marco Sau, palla in verticale, i centrali dell'Inter non sono arrivati sul pallone, palla che è arrivata dentro l'area, Marco Sau liberato dal colpo di testa di un nero-azzurro, e quindi gol valido, girata a rete. Sau che porta in vantaggio il Cagliari al 9° minuto, anzi al 10° minuto del primo tempo. Fallo di Cepitelli, Palazzo che va giù, e per Cepitelli scatterà verosimilmente anche il cartellino. No, battuta a sorpresa, Osvaldo mette a segno. Palacio che ha battuto a sorpresa, ha sorpreso tutti. Osvaldo da un passo ha messo a segno il gol del pari. Dormivano i difensori del Cagliari, battuta a sorpresa di Palacio e pallone che è stato servito indisturbato ad Osvaldo, che ha messo a segno. Ibarbo lo punta, ancora Ibarbo si ferma, se su spalle c'è Del Sena, viene servito il destro, la risposta con i pugni di Andanovic, il tiro, gol! Ekdal, dopo il primo tentativo da parte di Sau ribattuto, pallone all'interno sul tiro di Del Sena che non è stato trattenuto da Andanovic, tiro di Sau ribattuto, e poi Ekdal. Ibarbo tiene il possesso del pallone, si scusa quasi con De Sena, tenta di entrare tra due avversari, accelera dentro l'area, Ibarbo all'indietro, Ekdal! Gol! Un'azione strepitosa di Victor Ibarbo, cannuccia in bocca, ci ha messo tutti i difensori dentro, li ha assorbiti come se niente fosse, si è bevuto i due, si è bevuto il terzo, si è frullato la difesa e poi ha messo al centro dove Ekdal va alla doppietta. Parte Ibarbo per il cross, all'interno dell'area c'è Pitelli, Ekdal! Gol!
si porta via il pallone, Albin Ekdal, tripletta per lo svedese. Il calcio di Zeman comincia a dare i suoi frutti, tutti si esaltano a questa vittoria, si esaltano a vedere il tipo di gioco, si esaltano a vedere quello che succede. Peraltro nella prima fase del campionato Daniele Conti è uno dei giocatori migliori, anche se inizia a non giocare proprio la partita contro l'Inter. Contro l'Inter non c'è e il Cagliari vince in modo massiccio, e già questo permette a quelli che sono i denigratori di Conti, che sono stanchi ormai di vederlo perché vorrebbero vedere delle novità, cominciano a far sottolineare l'aspetto come un dettaglio significativo, come se ci fosse una ragione diretta. Vittoria contro l'Inter in trasferta, in casa si fatica ancora, e poi vittoria ancora una volta netta contro l'Empoli, addirittura con 4 gol tutti nel primo tempo. Che tocca sotto per Sau, posizione regolare, Sau nel duello con l'avversario, si gira Sau, gol! Marco Sau! 31esimo minuto, un pallone dentro l'area e come suo solito controllato come se fosse alto 2,10 m, protetto dal ritorno dell'avversario e girato verso il palo lontano. È pronto Avelar, parte lui, il tiro a giro, gol! Danilo Avelar! Il gol al 36esimo minuto e il raddoppio del Cagliari. La rincorsa di Avelar, il fischio che sta per arrivare del signor Painetto, che ora indica a qualche giocatore ancora di uscire dall'area di rigore, il fischio del signor Painetto che sta per arrivare, parte Avelar, il tiro, gol! Ancora Avelar, doppietta per lui. Alla palla sul destro, pallone per Sau, tocco sotto, Ekdal dentro l'area, tenta di entrare, il destro, gol! Gol! Albin Ekdal che segna ancora 4-0 quando siamo al 47esimo minuto. Anche contro l'Empoli Conti non c'è e curiosamente si vince un'altra volta in modo così sonoro. Conti però non è certo l'ultimo arrivato, perché contro il Milan fa una partita straordinaria, veramente un calciatore a tutto tondo, il calciatore che lo stesso Zeman esalta per come gioca. Coglie un palo, è sfortunato, non trova il gol e soprattutto il Cagliari non vince. Insomma, questo effetto Zeman positivo che esalta l'ambiente, che quindi risponde perfettamente a quello che voleva il presidente Giulini, dura fino a fine ottobre e poi piano piano scema. C'è anche un punto dove alla fine tutto viene definito e tutto cambia, ed è una partita di Coppa Italia, la partita di Coppa Italia contro il Modena. Cosa succede in quell'evento? Succede che per la prima volta Giulini nota che Zeman non è certo la persona forse giusta per gestire il rapporto che lui vorrebbe, per interpretare una linea editoriale. Cioè Zeman è uno che fa di testa sua, la cui filosofia viene prima di qualsiasi presidente, dove non ti puoi permettere di mettere becco, dove non puoi neanche accennare al fatto che nella gestione dei calciatori forse è meglio fare diversamente. In questa partita di Coppa Italia vengono fatti giocare tutti i titolari e il Cagliari fatica arrivando fino ai calci di rigore per riuscire a passare il turno, a pochi giorni dalla partita contro la Fiorentina. Insomma, grandi fatiche in Coppa che sono poi rinnegate abitualmente da tutte le squadre, soprattutto nelle prime fasi, e il rischio che in campionato poi la squadra esploda, scoppi, ed è effettivamente quello che capita. Contro la Fiorentina il Cagliari va incontro a un disastro, anche se poi ad analizzarla bene la partita, nella prima parte i rossoblù non giocano affatto male e si mangiano 2-3 gol che avrebbero potuto cambiare il destino di quella gara. La sconfitta apre la crisi, riconduce la partita col Modena all'utilizzo forse che non si doveva fare di molti giocatori che poi sono stati utilizzati anche nella gara successiva. Perché? Perché Zeman è uno di quelli che dice che i lavoratori che lavorano non sono i calciatori, ce ne sono altri che fanno altre fatiche e che quindi non può essere certa questa la ragione di una sconfitta. E questa stessa filosofia la applica anche negli allenamenti. Gli allenamenti raramente cambiano, sono sempre gli stessi. L'intensità talvolta riportano ai gradoni che diventano un simbolo, quasi un cavallo di battaglia del tecnico a distanza di 30 anni, con risultati poi che in questi 30 anni sono cambiati da una stagione all'altra e soprattutto
soprattutto da un tipo di calciatore all'altro, perché i risultati Zeman li ha sempre ottenuti con giocatori che ancora non avevano ottenuto niente, non erano arrivati alla massima scena, e quindi con ditte individuali che non erano stati ancora creati. I calciatori che invece al Cagliari, molti di questi, hanno costruito la loro immagine, le loro fortune, se vogliamo il loro lavoro, sulla base di quello che sapevano fare e che hanno saputo fare per numerosi anni, e che quindi sono disposti a mettersi anche in discussione, ma a patto di vedere subito i risultati. Finché i risultati arrivano, tutti sono disponibili ad accettare le richieste del tecnico. Quando cominciano ad arrivare i risultati, i calciatori cominciano anche a pensare al loro interesse e dire: chiaro che non ottengo dei risultati, gioco in un altro modo, la mia ditta è in discussione e il rischio di fallire. A dicembre si scopre anche il carattere di Giulini. Giulini non è il presidente che delega, il presidente che accetta, è il presidente che ritiene di essere competente, di poter dire la sua in merito a quello che sta succedendo. E quindi quando la squadra non rende, non è che aspetta 2 mesi, 3 mesi, parla con l'allenatore, cerca di capire le posizioni dell'allenatore, si mette in una posizione di imparare dagli altri. No, assolutamente. Quando i risultati vengono a mancare, e da lì a poco mancheranno un po' troppo spesso, 3-4 partite, ecco che arriva anche a cambiare il suo umore, un umore che lo porta a preoccuparsi, a lanciare l'allarme e a tentare di trovare immediatamente una soluzione. Arriva la sconfitta contro il Chievo, arriva ancora una battuta d'arresto che è quella con il pareggio a Parma, che stava andando malissimo in campionato, arriva soprattutto la sconfitta contro la Juventus, una sconfitta, quella contro la Juventus, che sembra essere quasi una vendetta di Zeman, che mette in campo in modo poco logico determinati giocatori quasi a seguire le indicazioni in modo polemico che gli arrivavano dall'esterno, come per dire: ah, tu vuoi vedere questi giocatori giocare in questo modo? Guarda che risultato otteniamo. Chiaramente il risultato che si ottiene in quel caso è la sconfitta. Dopo 6 mesi Zeman non va più bene e Zeman viene esonerato. Quindi Zeman, che doveva rappresentare quello che era il cavallo di battaglia di un progetto nuovo, di una gestione che doveva rivoluzionare il passato, non solo è messo in discussione, ma addirittura è rimosso. Bisogna però mantenere l'immagine, che è una delle cose fondamentali a cui pensa il presidente. Quindi per poter sostituire Zeman non si può chiamare un allenatore qualsiasi che rischia comunque di dimostrare la perdita di immagine nella stagione dell'esordio del presidente Giulini. E quindi si va a cercare un allenatore che possa avere un'immagine così forte da poter far digerire alla gente il fatto che dopo 6 mesi si sta cambiando progetto. Viene chiamato Gianfranco Zola. Gianfranco Zola entra in uno spogliatoio dove molti erano suoi compagni di squadra, quindi con quelli che vengono definiti i senatori a totale disposizione, perché in Gianfranco avevano visto il calciatore umile, colui capace di far riportare il Cagliari in Serie A nel momento più difficile, nel 2000, all'inizio degli anni 2000, quando il Cagliari per lunghi anni è stagnato nella Serie B. Quindi già questo lo predispone. Soprattutto Gianfranco Zola è amatissimo dai tifosi, è un uomo che da calciatore è diventato un simbolo, ma che deve interpretare un ruolo diverso, che è quello dell'allenatore. Un allenatore che ora si trova tra il martello e l'incudine, le aspettative della gente, la grande esaltazione di cui dispone, perché chiaramente è amatissimo, ma contemporaneamente anche la linea editoriale di una società che cerca di cambiare il registro e di mantenere però quel obiettivo che aveva stabilito, quella scientificità che voleva dare alla sua stagione, al suo calcio, cioè quella di valorizzare i giovani e di tentare di ottenere dei risultati facendo in modo anche che questa cosa fosse compatibile. Insomma, vediamo arrivare tantissimi giocatori, avevamo visto arrivare Caio Rangel, avevamo visto arrivare Usbauer, abbiamo visto arrivare Longo, abbiamo visto arrivare Krisetic, tutti i giocatori che facevano parte di quella squadra ma che non rispondono perfettamente a quel processo di crescita che il Cagliari avrebbe desiderato. Magari pensava di scovare immediatamente quei calciatori che in 2 o 3 partite potessero diventare i nuovi Immobile, valorizzato nel Pescara, o ancora Insigne, lo stesso Sau, valorizzato nel Foggia. A proposito di Sau si era infortunato alla fine del mese di ottobre, proprio in concomitanza con la crisi del Cagliari, e probabilmente non è un caso, perché Sau era uno
di quelli che interpretava nel modo migliore il calcio di Zeman, e quando stava iniziando a segnare anche con una certa regolarità, purtroppo l'infortunio lo ha bloccato, per ritornare poi forse frettolosamente nei momenti in cui era necessario fare immediatamente gol, e questa cosa non va d'accordo con chi deve recuperare da un infortunio. Quindi anche questo episodio finisce per essere un episodio che finisce per danneggiare comunque il Cagliari e quelle che erano le potenzialità di partenza. Gianfranco Zola chiaramente cerca di mediare tra quelle che sono le linee della società ma anche la produttività della squadra, e chiaramente deve gestire questo rapporto tenendo conto anche di quello che sta avvenendo o che è già avvenuto all'interno dello spogliatoio. Intanto Daniele Conti, torniamo ancora al capitano, che ha un ruolo fondamentale nel Cagliari, potrebbe essere lui l'arma per poter uscire dalla crisi, potrebbe essere lui l'elemento, ma le critiche sono ormai tantissime, si fanno le statistiche dicendo che quando gioca Conti il Cagliari non vince. Chiaramente il calciatore sente di essere sempre meno forte nel rapporto con la squadra, di non riuscire più a dare il contributo che dava in passato, comincia a entrare in crisi anche dal punto di vista psicologico, proprio perché non riesce più a dare quello scossone alla squadra che aveva dato in passato, aveva permesso al Cagliari di superare anche i momenti difficili. E poi si sente un po' solo, perché mentre prima comunque col presidente del passato riusciva a dialogare, con Giulini diciamo che non c'è proprio dialogo, anzi diciamo che il giocatore non ha ancora capito bene il presidente, non si conoscono a fondo e i rapporti sono assolutamente difficili, sono almeno di sospetto reciproco, che non portano certo a costruire insieme in quel momento qualcosa che possa essere utile alla squadra. Secondo errore che viene fatto è il mercato di gennaio, perché nel mercato di gennaio, invece che andare a prendere giocatori esperti di Serie A, di Serie B, soprattutto giocatori senza nome, ancora una volta si punta su giocatori che magari arrivano da un mercato estero, da un mercato straniero, che potevano anche avere un nome nel momento in cui giocavano in altri campionati, ma che per adattarsi al campionato italiano hanno bisogno di tempo. Ed è quello che capiterà sistematicamente purtroppo anche in altre annate, quello di chiamare giocatori che di fatto non sono capaci immediatamente di calarsi nella parte, figurine piuttosto invece che giocatori veri, dunque giocatori che non rispondono esattamente a quelle che sono le problematiche. Anche se poi andiamo a vedere le vittorie di Zola nel mese di gennaio, Zola dà la sensazione di riuscire a salvare il Cagliari, perde sì 5-0 a Palermo nel debutto, ma poi riesce a vincere un paio di partite di fila e questo lo rilanciano anche come immagine. Segnano Chop, segnano Joao Pedro, segnano Mpoku, segnano giocatori che erano arrivati, che erano stati acquistati un po' a gennaio e un po' a giugno. A dire il vero, Joao Pedro, che è uno dei pochi rimasti dopo tanti anni nel Cagliari di quella squadra, Joao Pedro è stato portato dal DS Marroco nel mercato col Portogallo, che Marocco nel frattempo aveva curato nel particolare. Quindi Joao Pedro è certamente un giocatore che si rende utile, anche giovanissimo per il Cagliari, ma che non è un giocatore voluto da Giulini o comunque acquistato da Giulini. A Gianfranco Zola non basta però il mese di gennaio, perché purtroppo ancora una volta c'è la dimostrazione che la pazienza non è una delle qualità, almeno iniziali, del giovane presidente, perché dopo aver ottenuto questi risultati a gennaio, aver recuperato un po' la situazione e anche aver fatto qualche risultato positivo nel mese di febbraio, ad esempio il pareggio a Torino con gol di Donsà, uno dei ragazzi che si stanno valorizzando e che può creare un reale plusvalore, si va incontro a 3 sconfitte consecutive. 2 in casa, la prima con l'Inter, la seconda col Verona. Dopodiché sconfitta a Genova con la Sampdoria, dove Zola, secondo molti, va in confusione, e questa confusione induce ancora una volta il presidente Giulini a fare una scelta. Esonerato Zola, ritorna Zdeněk Zeman. Sono i personalismi che rovinano il Cagliari, perché probabilmente la stagione si poteva ancora rimettere in piedi. Difficile dire se mantenendo Zeman prima, sono forse le persone sbagliate, forse Zeman è l'errore di fondo, l'errore principale. Nel richiamarlo, lo stesso Zeman non è che accetta mestamente le eventuali indicazioni che sono state fatte in passato, corregge il tiro e si mette nella condizione di imparare dall'errore che era stato fatto, pensando alla squadra prima che
a se stesso. Zeman ha una grande opportunità, quella di affrontare immediatamente l'Empoli. Battere l'Empoli sarebbe significato ritornare definitivamente in corsa e mettere nei guai una diretta concorrente. Le cose vanno bene finché a un certo punto non si arriva nella parte finale. Il Cagliari sta vincendo 1-0 con il gol realizzato da João Pedro il giovane, perché è necessario in questo periodo sottolineare l'età del giocatore, che è arrivato giovanissimo a Cagliari ma ha la barba lunga, e molti, quelli che sanno tutto di calcio tra i tifosi del Cagliari, si lamentano del suo modo di giocare, che dicono a volte sia irritante. Peraltro João Pedro, a cui ancora non è stato cucito un ruolo, lo si fa giocare talvolta da attaccante, talvolta da centrocampista, non sempre lui riesce a rispondere al meglio, proprio perché è giovane e proprio perché ancora non ha certo l'esperienza che può aiutarlo a affinare e a utilizzare al meglio la sua classe. Sta di fatto che in quella partita un suo gran gol porta il Cagliari in vantaggio contro la squadra toscana e c'è da gestire il risultato. Vengono fallite diverse occasioni e si arriva al finale. Bene, cosa pensa di fare Zeman? Invece di pensare a tutelare il risultato, a mettere il Cagliari in primo piano, pur avendo in panchina Rossettini, che lui dice lo aveva criticato una volta che era partito via, Conti, che era lì in panchina seduto perché in quel periodo si faceva giocare Crisetici da titolare, e via dicendo, Pisano, che era uno ugualmente in panchina, fa entrare per difendere il risultato Caio Rangel, Husbauer, giocatori di questo tipo, quei giocatori che praticamente erano stati messi all'indice come scelte sbagliate dalla società e soprattutto scelte sbagliate da parte dello stesso Zeman, perché nel caso ad esempio di Caio Rangel è proprio lui che aveva chiesto il brasiliano. Insomma, cosa succede nel finale? Che Caio Rangel, proprio lui, invece di gestire un pallone quando ormai mancavano 30 secondi alla fine e mettersi a proteggere la palla per far trascorrere questi secondi come si fa abitualmente con uomini esperti, perde la palla che era possesso del Cagliari, in 30 secondi si capovolge l'azione e Vessino, guardate com'è il destino, fa anche rima, finisce per segnare il gol dell'1-1, dimezzando le speranze del Cagliari. Il Cagliari pareggia 1-1, non perde, certo, rimane ancora in corsa, però già da quel primo passo Zeman perde una grande opportunità, che era quella di accostare gli avversari, ma soprattutto di riappacificarsi col calcio cagliaritano e di dimostrare che aveva capito la lezione. Invece l'orgoglio, il desiderio di voler avere ragione a tutti i costi, la voglia di dimostrare che quelli che erano in panchina erano giocatori inutili, lo porta insomma a sbagliare, e a sbagliare in modo pesante, perché quella probabilmente è la sconfitta che condiziona il cammino del Cagliari. Zola dopo gennaio ne aveva perso 3, Zeman dopo la partita con l'Empoli ne perde 4. E ancora una volta è tutto da rifare. Purtroppo quelle 4 partite sono 4 partite fondamentali, un punto in 5 partite con il ritorno di Zeman dicono che anche stavolta l'errore è stato fatto. Aver ascoltato tutti quelli che si definiscono esteti del calcio, che vedevano in Zeman il grande maestro, che ritenevano addirittura che il Cagliari, se poi si trovava in quella situazione, è perché Zeman non andava esonerato a gennaio, o meglio a dicembre. Cioè tutti pensavano che alla fine bisognava insistere con Zeman e che l'unica ragione anche del fallimento finale di quella società sia il fatto di non averlo tenuto, di non aver lasciato fare al tecnico boemo. Una cosa tutta da dimostrare, chiaramente contrasti e pareri che non potranno mai avere una dimostrazione diversa, perché comunque quel periodo in cui c'è stato Zola poi viene identificato da chi difende Zeman come il periodo sbagliato, quel periodo che ha condizionato il campionato. Viceversa, c'è chi sostiene, io ad esempio sono uno di quelli, che l'errore di fondo è proprio aver pensato di fare le cose in grande invece di partire con quello che era stato lasciato e magari cambiare piano piano senza rivoluzionare niente, magari ripartendo dal tecnico che aveva concluso la stagione precedente. Anche perché poi le ultime partite, con chi conosce l'ambiente, con chi conosce i giocatori, con chi conosce la piazza cagliaritana, malgrado non fosse in quel momento particolarmente amato, dimostra che forse facendo le cose semplici, non solamente per l'immagine, puntando anche a volti noti che magari non sono ancora dei volti affermati ma che sono di casa a Cagliari, si poteva ottenere di più. Perché per l'ultima parte, dopo l'esonero di Zeman, viene richiamato un altro ex rossoblù, ma stavolta non è
è l'ex rossoblu che rappresenta il massimo dell'immagine, l'amore della Sardegna, l'amore anche dei mass media, perché Zola era stata anche una scelta di mercato proprio per questo, perché Zola, allenatore del Cagliari, un fatto romantico che aveva catturato l'attenzione anche dei media nazionali, a cui Giulini è molto sensibile, rimane molto sensibile. Per lui comunque i titoli sui giornali nazionali e sulle TV nazionali contano decisamente molto di più di quello che è l'interesse locale. Detto questo, nelle ultime 7 giornate arriva a guidare la squadra Gianluca Festa. Gianluca Festa, che era stato già un uomo di Cellino, ma che chiaramente interpreta questo ruolo con quello che è lo spirito di questo ragazzo, che è uno spirito del lavoratore, il calciatore che si è fatto calciatore lavorando sodo, sapendo di non essere un fuoriclasse, di non essere un predestinato, abituato a costruire sul campo i suoi successi. Bene, l'esordio di Festa è totalmente differente rispetto a quello che era stato sia l'esordio di Zola, che aveva perso 5-0 a Palermo, sia il nuovo esordio di Zeman, che aveva poi pareggiato con l'Empoli, perché dopo una decina d'anni, a dire il vero 30 anni di digiuno, il Cagliari va a vincere a Firenze all'Artemio Franchi per 3-1 e lo fa con un'autorità straordinaria, ma soprattutto con un grandissimo gol di Diego Farias, forse il più bel gol del brasiliano con la maglia del Cagliari. Appoggia all'indietro per il controllo di Avelar, all'indietro ancora per Ekdal che si avvicina all'area, palla sul destro, tocco sotto, cercare del Sena, il colpo di testa in ribattuta, poi Farias all'interno dell'area, tenta di farsi largo, va verso il fondo, il cross di Farias all'indietro, gol! Chop ha messo a segno il gol del vantaggio. Gol del Cagliari, assegnato a Chop, gran gol di Duje Chop, pallone portato avanti, si è presentato dentro l'area, lo ha spostato evitando l'avversario, ha trovato un angolo lontano non dando scampo al portiere Neto. E purtroppo la Fiorentina ha accorciato le distanze, tiro cross di Vargas da sinistra, la punta del piede di Gilardino e la palla in rete, si è avventato Gilardino sul pallone come par suo, potremmo dire ha messo a segno il gol dell'1-2. Accelera Farias, porta avanti il pallone, ancora Farias, spinge ancora la palla nel duello con Tomovic, è giunto ai 20 metri, Farias che si accentra, fa giù Tomovic, Farias dentro l'area, Farias, il tiro, gol! Diego Farias, un gol straordinario, è andato via in 40 metri sul filo laterale di sinistra, ne ha lasciato 2 sul fianco, si è presentato in area, ha mandato gambe a terra anche l'ultimo avversario e poi ha piazzato il pallone nel palo lontano, il Cagliari sul 3-1 al 48esimo minuto del secondo tempo, una vittoria che manca oltre 40 anni all'Artemio Franchi, arriva nel momento più difficile della stagione, quando sembrava tutto perduto, a riaprire un campionato, a ridare speranza, a riaccendere la luce, così come il presidente aveva chiesto a Gianluca Festa, si riaccende la luce sul campionato, anche perché stai vincendo su un campo difficilissimo. Chiaramente Festa si sta giocando la possibilità di diventare allenatore del Cagliari anche per l'anno dopo e se andiamo a vedere i numeri lo avrebbe anche meritato, perché i 13 punti in 7 partite ottenute dal tecnico di Monserrato non li ha fatti nessuno. È vero che perde immediatamente la gara contro il Verona, li tradiscono purtroppo quei giocatori che erano stati sfiancati dalle polemiche, uno di questi è appunto Daniele Conti, viene espulso Cossu, ci sono delle situazioni in quella gara che ipoteticamente si poteva vincere a distanza di pochi giorni dalla gara di Firenze. C'è questo turnover che rimette dentro i senatori che sentono tanto il Cagliari ma che floppano clamorosamente la gara al Bentegodi contro un Chievo che negli anni precedenti, e questo deve insegnare a giocarsi sempre le partite indipendentemente da quelli che vengono definiti i favori, qualche anno prima era stato facilitato nella sua salvezza proprio in una gara che il Cagliari perse in casa per il Chievo per la permanenza nella massima serie. Forse proprio quella a ingannare, l'idea che i giocatori del Chievo potessero essere riconoscenti rispetto a quello che era stato un risultato acquisito qualche anno fa. Questo non accade, il Cagliari perde contro il Chievo e perde una grande occasione, perde 3 punti che potevano essere l'aggancio dell'Atalanta e poi nel duello con l'Atalanta ci si mette in mezzo anche il Palermo, lo vedremo nelle ultime giornate. Il Cagliari riprende però a vincere in casa, lo fa con il Parma,
perde ancora in trasferta con il Milan, vince ancora, fa insomma 13 punti nelle ultime 7 partite. Una grandissima occasione si presenta quando va a giocare a Torino contro la Juventus. Lì sì che troviamo un amico. L'amico si chiama Massimiliano Allegri. La Juventus è già matematicamente promossa, o meglio vincente lo scudetto, e Allegri mette in campo giocatori certamente importanti, ma non certo i migliori che poteva avere a disposizione. Dà l'opportunità al Cagliari di conquistarsi sul campo una vittoria. Quel Cagliari però è fiacco. Veramente bisogna far di tutto per farlo vincere, ma la possibilità c'è. Finisce 1-1 con il gol di Rossettini, ma nella mente della gente, purtroppo, lo dobbiamo dire perché probabilmente lì si cambia anche il destino di Sau con la maglia del Cagliari, c'è l'errore di Sau che pesa come un macigno, una palla da mettere in rete che lui calcia alto e non riesce a trasformare. Un giocatore sardo che si ritrova a sentirsi quasi l'artefice di una retrocessione. Bene, possiamo tranquillizzarlo. Se il Cagliari è retrocesso quell'anno non è certamente solo per l'errore di Sau, ma per tutta una serie di errori che sono stati fatti nel cammino. Quindi che venga identificato uno solo come responsabile è assolutamente una cosa illogica, è una cosa ingiusta. Non è certo Sau che non fa salvare il Cagliari, è purtroppo una annata storta nata con tutta una serie di scelte azzeccate, forse presuntuose, che di fatto non si adattavano bene a quella che era la squadra che il Cagliari aveva, a quella che era lo spirito che quella squadra aveva portato avanti per tanti anni. Il pari con la Juventus precede uno scontro diretto. In quella stessa giornata in cui il Cagliari pareggia con la Juventus, l'Atalanta ha la possibilità di passeggiare a Palermo con una scusa. A Palermo tutti i giocatori più significativi, tra questi c'erano certamente coloro che facevano il gol, vedi Dybala, vengono tenuti a riposo perché si dice che ormai sono ceduti alla Juventus e non si vuole rischiare di condizionare il passaggio, non si vuole perdere il patrimonio. Bene, Dybala non gioca, l'Atalanta vince in modo rocambolesco, se vogliamo anche con qualche sospetto sui gol che vengono realizzati. Bene, la settimana dopo il Palermo viene a Cagliari a giocare contro i rossoblù. Curiosamente, tutti quei giocatori risparmiati contro l'Atalanta sono in campo e il Cagliari purtroppo perde per 1-0. Insomma, il campionato del Cagliari si chiude in quella partita, nella partita col Palermo. Finisce per essere il vero regalo all'Atalanta che in quella giornata perde per 4-1 in casa contro il Genoa. Noi potremmo dire già in anticipo di aver ricevuto in quell'occasione un gol di Pavoletti a favore, ma Pavoletti ancora non sapeva che sarebbe poi arrivato a Cagliari. Il Cagliari non sa cogliere quell'occasione, come non aveva colto la possibilità di centrare 2 punti in più con la Juventus, 2 punti in meno con la Juventus, 3 punti in meno contro il Palermo che non si scansa, che anzi lotta e gioca la partita della vita, e quei 5 punti portano a una distanza che non è più colmabile perché diventano 8 i punti di distanza dall'Atalanta e quindi non servono neanche le ultime 2 vittorie che il Cagliari finisce per ottenere, 2 vittorie importanti, 2 vittorie che comunque costruiscono l'umore, ma sono 2 vittorie anche di una squadra di Serie B e lì inizia anche lo smantellamento di quella che è la squadra. L'addio di Daniele Conti, il possibile addio, anzi quello che sarà un addio anche di Pisano che lascerà il Cagliari, insomma lo sfilare dalla squadra tanti giocatori sardi, rimarrà ancora Sau a rappresentare i nostri colori, Sau e Murru, e contemporaneamente anche il cambiamento all'interno del direttivo perché Marocco darà l'addio alla squadra e inizia anche il passaggio di consegne di Gianfranco Matteori. Insomma, l'opera di Giulini è iniziata, è un'epoca nuova, è un'epoca che non inizia nel modo dovuto, che dovrebbe trarre, da cui si dovrebbe trarre insegnamento. In fin dei conti poi, con l'aiuto soprattutto del nuovo direttore sportivo, il presidente Giulini riesce anche in Serie B a centrare un grandissimo risultato, che è quello di ritornare immediatamente nella massima serie, che non era affatto una cosa scontata, però insomma l'esordio è burrascoso, l'era è segnata. Il solco è doloroso, inizia una fase che sta ancora durando, che sta portando Giulini ad essere uno dei presidenti più importanti della storia del Cagliari anche per la durata del suo mandato, perché dopo Cellino e dopo Rocca, che è stato presidente per 8 anni ma che poi la sua gestione con Arrica dura ancora qualche anno, diciamo che Giulini con i suoi attuali 7 anni è proiettato ad essere uno dei più longevi presidenti di un calcio però totalmente
completamente differente e purtroppo questa differenza la stiamo vivendo, malgrado dobbiamo riconoscere una cosa, che l'essere imprenditore di Giulini si scontra nel suo animo probabilmente anche con quello di essere tifoso, e questi conflitti molte volte tra l'appassionato tifoso che vorrebbe vedere la sua squadra luccicare e contemporaneamente l'imprenditore che però punta a far quadrare i conti è anche un conflitto interiore che si trasferisce molte volte nelle scelte che vengono fatte per il bene e per le stagioni del Cagliari da quel momento fino ad oggi, perché stiamo ancora vivendo questa gestione che probabilmente è in progresso, speriamo possa essere in progresso e che piano piano possa mettere anche dei tasselli che rappresentino qualcosa di diverso rispetto al passato, ma di comunque produttivo e ricordabile positivamente e non solamente per gli insuccessi come è capitato nel primo anno.